Assessore Maretto, il bonus facciate ha richiesto molti contatti con i cittadini, ha avuto numerose telefonate per la spiegazione. Cosa ha fatto il Comune di Susegana per andare incontro ai propri cittadini? Il bonus facciate, come molti altri bonus, sta generando molto interesse in questo periodo dei cittadini perché hanno possibilità di ristrutturare la propria abitazione adoperando un incentivo fiscale. Il bonus facciate però è legato alla zonizzazione del piano regolatore, ovvero sia, come sappiamo, si ha diritto a questo bonus se la propria abitazione è in zona A, in zona B o in una zona assimilata. E allora è importante rivolgersi agli uffici comunali per avere questa informazione per i cittadini che non lo sapessero. Siccome in questa situazione di pandemia e le difficoltà che abbiamo per l'accesso agli uffici, abbiamo implementato nel nuovo sito comunale, il sito internet, un'applicazione SIT accessibile da tutti i cittadini gratuitamente, ma anche dai professionisti del settore e dalle imprese, con la quale è possibile verificare se il proprio fabbricato è in zona A, in zona B o in una zona assimilata che abbiamo opportunamente identificato. La novità del sito internet non è l'unica novità, tecnologica nel comune di Susegana, anche il gruppo WhatsApp in cui, la vicinanza tra l'amministrazione e i cittadini in questo momento di pandemia risulta essere migliorata. Sì, come molti hanno già visto, il nuovo sito internet ha una grafica aggiornata, nuovi contenuti, nuove modalità di accesso e abbiamo implementato anche un numero di telefono, WhatsApp, col quale ci si può iscrivere, è sempre gratuito e si entra all'interno di una news che viene mandata dal comune con tutte le informazioni importanti che sono di questo momento, quindi sempre molto attuale, sempre aggiornato. Ci si può iscrivere e disiscrivere liberamente, ma in questo modo si viene aggiornati in tempo reale sulle novità, sulle situazioni e sulle questioni molto importanti del nostro comune. Tornando al sito internet, quali sono le altre novità? Cosa può fare un cittadino accedendo semplicemente a questo sito? Può avere molte informazioni sia di natura anagrafe, quindi i recapiti degli uffici, sia dal punto di vista della gestione del territorio, quindi può visionare il piano degli interventi, il PAT, il piano regolatore, e può avere accesso a una piattaforma SIT nella quale può avere molte informazioni legate fra loro e anche il bonus facciati di cui parlavamo prima. Quindi questa situazione pandemica che ha incentivato lo sviluppo tecnologico anche a livello dell'amministrazione pubblica. È stato un passo assolutamente necessario, l'avevamo già in mente ancora nel 2017, abbiamo cominciato ad implementarlo e siamo diventati operativi proprio adesso ed è molto importante perché le nuove modalità di accesso consentono un più agevole accesso negli orari in cui una persona è più comoda, quindi non è più legata all'apertura degli sportelli, è un accesso da remoto, quindi in totale sicurezza, in totale comodità dalla propria abitazione, dal proprio ufficio, dalla propria sede aziendale.